Ersu Sassari e l'Emporio della Solidarietà Bracciatese uniscono le forze per una nobile causa, una raccolta solidale con il coinvolgimento degli studenti. I prodotti raccolti verranno messi a disposizione delle famiglie in difficoltà in occasione delle festività natalizie. Iniziativa di beneficenza che è rivolta alle famiglie più bisognose, alla raccolta di beni di prima necessità, nello specifico beni legati all'igiene personale. Come ente regionale per il diritto allo studio abbiamo voluto portare avanti perché riteniamo importante costruire connessioni con l'ambito della solidarietà, con il terzo settore ed essere partecipi alla vita comunitaria della città. Il modello dell'Emporio Solidale, sempre più diffuso in tutta Italia, rappresenta una forma concreta di contrasto alla povertà. Nato nel 2014 nella parrocchia di San Paolo, l'Emporio della Solidarietà è un'iniziativa unica nel suo genere in città e la prima nell'isola. Noi al momento aiutiamo contemporaneamente oltre 100 famiglie, in un momento in cui la necessità è aumentata notevolmente. Nonostante un aumento dell'occupazione, purtroppo oggi la povertà interessa anche chi lavora. La giornata di oggi è stata l'occasione per diffondere tra i giovani il valore e la cultura del dono. Anche i nostri giovani sono sensibili, perché non appena abbiamo diffuso questa iniziativa abbiamo riscontrato un vero piacere di partecipazione.